Presentato oggi in prima commissione un'importante legge sulla semplificazione normativa. Cosa significa? Significa che abbiamo cercato di trovare nelle tantissime leggi regionali tutte quelle parti che complicano la vita al cittadino, quindi siamo andati a trovare la soluzione per semplificare la legge stessa. È un momento importante del lavoro del Consiglio regionale perché si tende a migliorare delle proposte, delle leggi che hanno avuto già una loro vita e quindi abbiamo capito quali sono le parti che possono essere semplificate e rese più semplici al cittadino. Semplificazione sì, manutenzione ordinamentale sì, ma non modifiche di leggi, magari con novità che rendono improprio il percorso di sburocratizzazione e di semplificazione. Questa è la nostra posizione. Purtroppo ci siamo accorti che all'interno sono state inserite delle novità che modificano le leggi, penalizzando anche l'attività del Consiglio. Semplificazione non è levar via tutti i pareri delle commissioni consigliari, oppure rivedere leggi che sono state approvate 6-7 mesi fa, rivederle perché la Giunta non è più d'accordo su alcuni passaggi, come la legge di 19 che riguarda l'istituzione dell'azienda zero. Lì abbiamo battagliato in aula per 6 mesi per raggiungere determinati risultati. Mi sembra improprio che dopo 7 mesi si ritorni in Consiglio regionale con la proposta praticamente di rivedere di sana pianta l'istituzione dell'azienda zero. Oggi è stato presentato anche il DEFRE. Cos'è il DEFRE? È un documento di programmazione economica finanziaria, cioè le linee guida su cui il Consiglio e la Giunta dovranno programmare i prossimi bilanci della Regione, toccando da tutte quelle che sono le competenze che oggi sono in capo alla Regione, dallo sviluppo economico, all'agricoltura, la salute, il sociale, la scuola, e quindi ci siamo dati delle direttrici su cui lavorare e produrre quelle che sono le proposte che andranno poi ad essere utilizzate dai cittadini. Sul DEFRE è un importante documento di programmazione, chiaramente la Giunta propone obiettivi, missioni e su questo il Consiglio lavorerà. Chiaramente qui daremo ognuno il meglio di noi stessi, proprio perché la programmazione della Giunta corrisponda agli obiettivi anche del Consiglio regionale, per migliorare lo stile di vita, migliorare le condizioni economiche, il benessere anche della nostra regione. Quindi è uno dei documenti più importanti di riferimento. Chiaramente poi ci sarà anche l'aggiornamento. Mancano le cifre, manca la parte del bilancio nel DEF che è stato presentato, ma auspichiamo che in sede di discussione delle commissioni arriverà anche la nota economica, che è poi quella che sostiene tutte le missioni e tutti gli obiettivi che bisogna raggiungere.